E voglio, ciao, benvenuti per tornare sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi sono direttamente tra le vie storiche belle di Napoli per un video food che a noi piace tanto. È un video diverso dal solito, è un format che ho visto fare in altri contesti, soprattutto fast food, ma stavolta invece ci divertiremo in altri locali altrettanto buoni. Non sono solo, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, con me c'è Andrea e ultimamente ragazzi non ci vedete più insieme perché avevamo litigato. Occhio raga, abbiamo litigato, però poi abbiamo pensato, cioè io ho pensato se devo fare sti video bene. Ma non si va a dire. Infatti non sono asciutto, raga. Abbiamo giubbini ragazzi in questo caso. Allora, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, ordiniamo tutto quello che la persona prima di noi ordina in tutti i locali, fast food, ristoranti di Napoli. Beh, mi piace. Speriamo, però un lattosio sicuro te. Sicuramente, perché non tutte le persone che vengono prima di noi sono intolleranti al lattosio. Guarda, ora se incontrassimo un'intolleranza alla Un intollerante al lattosio sarebbe l'ideale, sì. E sarebbe anche l'ideale che spendessero poco, perché poi ci fanno tutte quelle che ma questo... questo... Andrea, però qua mi devi guidare tu, perché queste sono le tue strade. Da dove vuoi partire? Cioè, che può fare? Sicuramente qualcosa di buono vorrei mangiare. Allora, siamo vicino a casa di mia nonna. Sì. Quindi se vuoi. Ma casa nonna. Gratis. Cosa ha mangiato Simone? Prima. Ci sta, Io ci sono venuto da tua nonna. Andiamo. Comunque improvvisati signori, Manca l'improvvisazione qui, mancano questo genere di video. Molte persone mi dicono che vorrebbero una parte 2 di Budapest. Ci sarà un viaggio, sì o no? Non possiamo spoilerare. Ah, quindi? Quindi sì. Quindi restate connessi signori, perché ci vedrete ben presto tra le strade di qualche altra cittadina. Ecco Simone. Simo? Ma che avete mangiato? Pasta e patate. Ah. Perché che Se le pasta e basile era proprio l'ideale. Ma sta nonna sopra. sta sopra. Ma mica c'è un piatto in più. Io No. non ci ho mangiato assai. Vabbè, andiamo a vedere. È pure più fredda, è pure buona fredda. Sì, no, perché stava facendo mangia quello. Gli scarti. No, No. che ordinano le persone prima di me, però nei locali, no? A casa della gente. Vabbè, ci sta. No, ma io più che altro sto salendo non tanto per la challenge, ma per non. Sì. Non ci vengo incontrare, ma ci sei sempre sui social. Non ti emozionare, Gio. Mi abbraccia come ha abbracciato a Ragnar. Ci hai detto cosa a bocca. Appunto. Stai accorto, ti arrivo qua. Buongiorno. Non ci sta la nonna. Sta sopra? Io sono emozionato perché questa cucina già la conosco, però mo a starci dentro. Ma dove sei venuto quindi? No. Ma quello che ci interessa. Ma non ci sta. Bene. Allora mi sa che non possiamo. Nonna! Ma mi sa che non è rimasto un piatto di pasta in più. Aspetta, che è sta cosa? I panini, Andrea? No, cazzo. Ah, Cadinz. Può essere che è qua. Sì, fra, sì, mi credi. È questo. No, la borsa d'acqua capre. Non stanno i panini, Andrea. Aspetta, ma... Allora sta a salumeria. Biglietto. Ding ding. Ui. Buongiorno, piacere. Piacere. Nonna, ma sta un po' di pasta e patate. Oh, veramente buono, vai. Mica è rimasta. Poi l'hanno Oh. vissuta. Non ci credo. Lo volete? Sì, Gio, è tu. No, Andrea, pure tu fai parte della challenge. Sì, Ma che qualità. Ormai è la nonna di tutti. Ma andrò a occupare, non mi metto lì. Come al solito cambiamo qualsiasi tipo di video che ci eravamo prefissati. Ma questo che video è? Non lo so. Stavo facendo il video che allora doveva andare nei locali, doveva prendere quello che prendeva la persona prima di lui. E poi mi è venuto a mente. Ho detto, Poi è Simone sta diventato solo. mangiamo quello che la persona prima di noi non ha mangiato. Vabbè, ma quello che c'è sono belli, improvvisati. Almeno sul mio canale improvvisiamo tutto. Quindi non lo fai più quell'altro. Andri, ora scendiamo giù e vediamo. Andiamo da mamma. A casa mia. Quindi scrocchiamo a casa dei Allora, non parenti mettere di a sé, andrò a occupare. Ma tu hai mangiato? Aspetta. Ah, hai mangiato già? Ok. Anche se non stai mangiando piatto tu. Mangiamo lo stesso piatto, non andrò a occupare. Ah, mannaggia la puttana. Bellissimo. Grazie nonna. Proviamo. Mamma mia. Bene, Guarda, Bene. meglio di Chef Franco. Devo dire la verità, nonna non è come tutte le altre classiche nonne napoletane. Non è fortissima a cucinare, o sbaglio. Anzi, fa proprio... È buonissimo. Sempre. Però non si forte. Ma il mio perché state mangiando il gelo? Un po' di prosciutto, No, no. salame. No, no. Ma già faccio Che volete? Vino, coca? un ristorante. Però servono i video su YouTube. Dovete fare video delle ricette su YouTube. Come cuciniamo noi che siamo anziani, voi non potete mai cucinare. No. Facile un guaccia. No, noi per esempio siamo sfortunati che con le ragazze che ci ritroviamo non mangeremo
vorremmo proprio. Ragione, mamma. No, devo dire la verità, ottimi. Ma comunque vedi che... Lo sto mangiando con gente. Ma già mangiato. Andri, Comunque vado a mangiare perché lo stesso va a Ho cadere. mangiato un panino. quando è coperto qua? E dopo facciamo i conti, non è finito qua. Ah, sta pure sicuro. Ce n'è ancora. Ma Simone come ha fatto a mangiare su piatto? Chi già so pieno, lo sai come continuiamo questo video? Oh, stiamo al ristorante, tanto qua. Bellissimo, ma voi usate una girata, ci attrezzate di sta maniera. Mangiati la mela, così non mi dici a me. Ma ne da me. Come la mangia a me? A me mi piace. Ragazzi, pure la mela. Questa te l'ha sbucciata con amore. Ma te continui a mangiare già? No, no, basta, dopo di questa basta. Grazie, no. Alla prossima. Ciao bello. Grazie. Oggi a voi. Eppure che stai fatto? Posto. Il problema è ora continuare. Voglio andare a casa di Antonio. Ma cosa stai meglio in coppa a tua nonna? Ti fanno 2 fritto Ah, capace. ok. Bene, ora. Oh, mamma mia, stanno a pecora qua, che su. Che è arrivato appuntamento, allora ripecora. Però non vedono il video, le nostre consorti. Vabbè dai, si sta facendo comunque sempre per il meme. Solo che le vibes di Budapest. Casa infante. Oh, vediamo questi. No, a casa infante, come... Ma caga sotto, si mangia qualcosa di casa infante. Sì, zio. Comunque c'è. Ma qui c'è i bassetti, prima paghi, poi vedo i culetti. Comunque alla fin fine ci andremo tutti. Al caldare. E voi adesso sei a Sorbillo qua? Come Sì, siamo su qua, non ci mai visto Sorbilla così, non c'è nessuno. Chiuso. Grazie. Ecco, perciò non ci stiamo alla fila. boh. Era troppo bello per stare così. Fiorenzano. Perché comunque poi uscirà dall'ano. Ragazzi, voi siete protagonisti comunque adesso, eh? Che avete preso? Ho preso i fritti a 6,50. Dobbiamo prendere la stessa cosa vostra. A 6,50 euro. No, serio, dobbiamo prendere la cosa vostra. 6,50. Perché dobbiamo prendere quello che prendono quelli davanti a noi. Cioè, però decidete una tutto quanto, una persona. No, una sola, eh? Aspetta, dimmi, tu che devi fare? Io no. Devi prendere, tu che devi fare? La frittatina? Tu? Io ho il fritto visto 6,50. Che può fare? Se non mi Quando viene la frittatina? 3, se non mi ha la frittatina. Tu invece devi avere niente. Se non mi chiedi che non sapia di facile pure. Ma la frittatina ma posso anche mangiare. Ho solo fritto messo. Perché non te la puoi mangiare? Dillo tu. Perché è intollerante al lattosio. Ah, ok. Comunque c'è. Però mi era pure 3 euro. Bene. Se siamo da Fiorenzano, li caccio dentro l'ano. Signorina, salve. Possibile la stessa cosa del ragazzo? La frittatina? Però com'è la frittatina, serio? È un spettacolo. Oh, ecco. Grazie. Grazie mille. Ok. Proviamo questa zeppolina. Ma chi se ancora state mettere mo? Spettacolo. Alza subito, non ti permettere mai più. Hai inquinato Napoli. Allora ragazzi, oltre ad ordinare quello che hanno ordinato prima di noi, lo mangiamo anche insieme a loro. Loro, sì. Il primo a farlo. Ok, dai, frittatina. A colina a sto punto. Ha una bella faccia, devo dire la verità. Veramente una bella faccia. La faccia mia roba, due bagni. Buono. Spettacolo vero. Proviamo, dai. Quando stai facendo l'acquolina dietro al telefono. Mamma mia, che dure cipolle. Non so che dure fit. Ottimo. Eres! Eres. Un Eres! Andiamo, dove andiamo? Non facciamo insieme a loro. No, dove andiamo? Ducessa. Andiamo, vai, facciamoci un G. Ragazzi, che voi date a questo inizio di serata per voi? 10,5. Allora, siete passati dal non fare un cazzo da soli a non fare un cazzo insieme a noi. Cioè, l'apoteosi. Però comunque l'interesse comune è uno solo. Il clitoride. No, Andrea, siamo Clotilde. Ah, ok. Se andiamo pure al Mac, possiamo andare. Oh, Mac, ma stanno pure i panini nuovi al Mac, non so se te l'hanno raccontato. No, non lo sapevo. Che ne pensate che comunque state entrando con un fritto misto al Mac? Zero, dirce proprio. A dove stai trasendo con fritto miscato dentro? Facciamo chiedere ai ragazzi, scusate, no? Dici che avete preso? C'hai dici tu? Che ha preso le ultime persone che hanno preso? No, ma questo mangiamo un Flavio Vabbè, Oreo. ma mangi. O l'avete fatto senza lattosio pure sto tipo di Oreo? No, ok. Vabbè, lo prendiamo comunque. Mi piace a voi il McFly dell'Oreo? No, io Passi. E invece si muove, passa pure io. Un McFly. No? Che numero è? Non so, ci tengo in da sacca, ma ci non sti, Andrea. Esatto. Scusaci, ma perché poi mi sempre a me? Non ce la vedi? Ma se là come non c'è? Giustamente, hai detto chissà perché non pensi. Perché tenevo cose in da sacca. Ma chi lo vuole, vai, seriamente? È un gelato all'Oreo. Chi sogna hanno fritto ancora. No, vatti a pianato cucchiaio, pensiamo insieme. Ti tappa pure di cagare sotto. Con qualche short. Cioè, 6.000 persone che in dai, da pigliare o gelato. L'inverno o gelato. Proviamo. Cadrà al contrario il cucchiaio. Allora, sognando con un cucchiaio al contrario. Ah. Creandre. Creandre. No. No.
La trasformazione. Ma giocato la luce, passa a stronzare. Penso che sta facendo male pure con Narone per quanto sia freddo il gelato. Io, mamma mia, aiuto. Andre, com'è questo gelato? Gelato. Gelato veramente. Serata migliore mai passata. Quindi una vita di merda. Ha un lima sfogliate. Sfogliatella o questa sfogliatella? No, Andre. Oh, mamma mia, sfogliatella o paccabella? Sappiate qualcuno con cose prima di noi? Che sanno pigliate? No, dammi una sfogliatella classica. Grazie, quant'è? Come niente. Ragazzi, No, vedete la guarda, sfogliatella Mary. Perché? Perché eri spettacolo. Che Senza zupava. averla mangiata. Grazie, frate. Grazie, brother. Gentilissimo, grazie. Che ne pensate? È uno spettacolo. Diciamo quindi a prescindere ora sarà uno spettacolo. Tu non stai facendo niente, mangiamo poco telefono. Allora, ragazzi, mangiamo la sfogliatella classica, sfogliatella Mary, ma a parte gli scherzi, è una delle più storiche. Qua facevo pure A me non calendare. piace aspettare. Non ti piace la sfogliatella? Quindi me la ci mangiamo, forza. Ma buonissimo. No, immagino, però. Ma come sta andando in sto telefono? Ma sta andando un lampione. Fritto e quando mamma. Cioè non finisce più il fritto. Ma sta mangiando la casa io. È normale, 6,50 darà tutti euro le cose praticamente. Ma buonissimo. Ma io l'ultimo morso poi lo lascio da voi. Io tengo questo fritto in mano. Ok, prossimo. Ma bre. Ma voi vedete farti un negozio? Non ho capito. No, tutti Quando no. finiscono i soldi. Ah, ok. Quindi a breve praticamente. Che lo sai che sto senza neve? Ragazzi, siamo da Passione di Sofì. Sono appena entrate due persone dentro con la speranza che comprano qualcosa. Oh, vanno a cazzo niente. Ah, stanno anche altre persone. Noi dobbiamo rispettare loro in realtà. Guardate bene i menù, poi ci dà cosa zuz. Mi tenete fame? Addirittura non c'è più fame. Ma bro, mi sta abbandonando. Cioè, si può partire la pasta e patate della nonna. Sta avendo problemi. Potrei Eruttare. da un momento all'altro. Ma pensi che mangiare due cose, ma potevi mangiare frittatina più sfogliatella. Diciamo sarà un giorno deleterio. Domani assolutamente sì. Cosa mangiate? Dobbiamo prendere, vabbè, scusate se vi interrompo, dobbiamo prendere la stessa cosa vostra. No, no, vabbè, ma non deve influire ovviamente nella vostra scelta. L'unica cosa, non prendere troppe cose. Ma vi state sempre qua. Ho preso dentro qua, fate tre come sta. I miei idoli. Allora ragazzi, questo è il bello di fare video in mezzo alla strada, che potete incontrare dei ragazzi, bravi ragazzi, che siete, sono Vero, bravi vero, ragazzi. bravissimo. No, la polenta no. Non mi piace Andrea, perché è un po' lenta, con talento molto. La polenta no, ragazzi. Frittatina con le melanzane. Ti piace? Ci piace? Ma la frittatina Andrea, ma posso mangiare la frittatina? Va bene, la lava da frittati. Ok. L'ultima cosa che hanno preso il crocchè. Oggi sei venuto pure quando ci cacciamo. Guarda se tengo qualcosa. Tengo 2 euro già. No Andrea, non farlo. Un crocchè, dai. Ciao. Allora, puoi dare un crocchè? Scusa qua. Quanto gli devo? Grazie. Gioia, devi dirlo alle ragazze, abbiamo preso il crocchè. Che lo dici tu, Diglielo tu, Che abbiamo preso solo il crocchè? Abbiamo preso il crocchè. Che se ne fotto? Quindi Andrea? Chi dà la capata insieme a me? Guarda, non ti fai scappare niente. Oh, guarda chi sono. Come Andrea? Il crocchè di Passione di Sofì. Bello pieno di patata, vero? Si sente proprio la fricola. Ah, mi sa la fissola. Tutta la limonata a coscia aperta la puoi bere? No Andrea, ma l'ultima limonata a coscia aperta non mi è andata bene. Era per un tuo video e Ale a nasce per ridere, mi sputa in faccia e tutte cose. È vero. Allora io direi di fare un'ultima tappa. Non mi guardare, Gio. Beh, no, la faccio da solo. No, perché mi innamoro. No, perché pensavo stessi pensando la stessa cosa che sto pensando io. A una tappa. Cioè no, dai, però. La stessa tappa. Siamo sempre là. A few moments later. Eccoci qua. Ciao. Non so fatto una pugnetta. Stavo facendo un video Giovanni. Devo prendere quello che hanno ordinato prima di me. Patatine stick, Vabbè, ero va bene, va bene. Ma poi ho preso anche una pizza grande che vi devo portare, la pizza ruota. Quanta gente da mangiare stasera? Ecco la nostra porzione, un po' di mastonese, bell'abbondante. La prima cosa che posso ufficialmente mangiare. Uè, Marietta. Lo so che te l'hai detto. Ah, pure tu. Ah, ok. Tu prima mi tavare e poi ci posso. No, come? Fede, è ovvio. Allora, mentre mangi, esibisciti. Uè, Marietta. Non so se te l'hai detto. Ma dove è nata questa cosa? Ma tu sei snodabile, cioè, tipo anche a letto lo fai. Mentre stai con qualche ragazzo, uè, Marietta. Allora, posso dire che ci serviva proprio questa per chiudere, proprio in Cioè, bellezza. tipo questo challenge. questo è per sgrassare. Sì. Comunque io qua vedo non so quante patate, ma lì ne vedo 3. Ehi Marietto, non so se te l'hai detto. Parte come proprio automatico, parte. Pilota automatico, appena sì. vedi la patata. Pilota automatico, povero. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse cazzo fai da me? Troppo volte mi davano dici no. Ti guardano male. Ehi Marietto, non so se te l'hai detto. Ti viene proprio naturale, sì. Cioè, ti viene... cioè, vedi una persona e dici ok. Guarda, te qua. Qua. Ehi Marietto, non so se te l'hai detto. Poi quelli che io stavo parlando, la stava venendo, no? Ti hanno sempre raccontato di Napoli una bella città, qualunque persone a modo. Ehi, Marietto. Non me l'hai detto.
Allora, vai da quelli là che si stanno baciando. Vai da quelli là che si stanno baciando, bro. Ehi, Marietto, non so se te l'hai detto. Non ti urge proprio. Non fa niente. Ah, ok, proprio. Qualsiasi persona fermo. Anche i carabinieri hai fatto? No, male. Ah. No, perché sono là. Oh, Mariette, va a tenere una die pammetto. Signori, finisce qui questo video Bene. in cui abbiamo ordinato tutto quello che la persona davanti a noi ordinava. Ci sono state anche delle cose che non facevano parte di questo video, come andare a casa della nonna di Andrea. Però ci siamo divertiti, spero che questa spontaneità e questo video vi sia piaciuto. Se ne volete altri lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, un bel commento e noi ci vediamo in un prossimo video. Seria. E voglio, ciao! Seria.